Allora, vediamo se siamo in onda. Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati. Vediamo un po' di commenti. Ciao Aldo, ciao Romana, ciao Gabriele, Davide, Emanuele, tutti presenti, bravi. Condividete, mi raccomando, visto che sta crescendo anche il canale Telegram, quello YouTube, piano piano, ma insomma, noi ci raccontiamo insieme ogni mattina, guardiamo i giornali, quello che c'è. E sono certo che abbiate già visto che di fatto i nostri bravi, le nostre brave restrizioni resisteranno anche fino a Pasqua, quindi insomma un anno dopo ci facciamo un'altra Pasqua per la quale ci avevano detto restiamo chiusi ora per salvare la Pasqua. Ciao Giuseppe, buongiorno anche a te Pippo. Ben arrivato Ferdinando, ha ragione a pensare che Draghi sia la continuità con Conte se non peggiorare, così dice addirittura. Ciao Laura, ben trovata anche a te, buongiorno a Sabri. Gli espulsi grillini formano il partito all'alternativa, cioè sicuramente il motto sarà mai con 5 star che aspirano ad aprire il Parlamento con un barattolo di Nutella, non lo so, sarebbe sicuramente più gustoso forse di altri. Ciao Lidia, ben trovati davvero a tutti. Allora, abbiamo tante cose di cui parlare oggi, dobbiamo andare molto veloci, ci vediamo poi questa sera alle 21 su Tele4 con Ring. Esatto, Claudio, grazie davvero, ci vediamo stasera, avremo un po' molti parlamentari anche di peso per discutere proprio di questi temi, mentre i grillini del Friuli Venezia Giulia sono riuniti in un'assise tutto loro, probabilmente per determinare il futuro anche verso le elezioni. Ciao Franco, ben trovato anche te. Delle palestre, Franco, non ti dicono nulla, intanto resta tutto chiuso probabilmente fino a Pasqua. Abbiamo molti temi, uno di questi è i sottosegretari. Adesso facciamo un po' un'analisi insieme di chi sono questi sottosegretari e per chi Conte diventa possibile leader del Movimento 5 Stelle. L'iniezione unica. Da quanto tempo diciamo che l'Inghilterra va meglio, l'Israele va meglio, hanno fatto molto più rapidamente che la Scozia? Ieri abbiamo parlato di questa analisi della Scozia che ha fatto fare da alcuni esperti, l'85% di ospedalizzazioni in meno con Pfizer, 90 e passa in meno con AstraZeneca, e perché noi dobbiamo tenere le dosi in frigorifero, ferme in magazzino, perché dobbiamo fare il richiamo. E allora ieri, a precisa domanda, proprio dopo questo studio che citavamo ieri mattina a Lavarino, hanno fatto questa domanda a Luca Zaia e dal Veneto ora parte di nuovo questo appello: facciamo una unica dose perché alla fin fine mettiamo in protezione, magari minore, ma in protezione una maggior parte di popolazione rispetto a quanto invece si deve fare. Poi c'è il fronte della scuola, ne discutiamo con i contagi. Di Maio in un'intervista, ci sono tante interviste oggi sui giornali, e il tweet di Zingaretti che in questo momento parla dello stop dei licenziamenti il 31 marzo, no, parla dei sottosegretari e del fatto che il Veneto non abbia un sottosegretario o un ministro del Partito Democratico, il Nord-Est che non ha un Partito Democratico al governo o in sottogoverno, no, difende il programma di Barbara D'Urso. Cioè cosa dice di fatto? Che sta chiudendo, ma lei ha avuto il merito di spiegare la politica con semplicità anche a una parte magari di popolazione spettatrice di Barbara D'Urso, insomma, e quindi questo è un merito. Io francamente non me la prendo per questo tweet, cioè non mi sembra una cosa così tanto assurda. Cosa succede però, e voglio vedere se anche come ieri qualcuno mi attacca perché dico qualcosa di analisi di questo tipo sul Partito Democratico, come ha fatto l'amico Raffaele Leo. Antonella, buongiorno, ciao. Andrea fa il compleanno. Aldo? Vabbè, ci uniamo, gli auguri per Aldo. Che vergogna, nessuno ci rappresenta come regioni. Ma Antonella, ma adesso ne parliamo. Quindi non mi scandalizzo francamente per questo tweet con il quale Zingaretti si dice dispiaciuto per la probabile chiusura in anticipo di Live, non era D'Urso perché non fa ascolti, ma il problema è che lo attaccano nel Partito Democratico. Quindi alla fin fine ogni scusa è buona per sgretolare la leadership, per quanto non dirompente, di Zingaretti. Ma insomma, veniamo ai titoli e dopo ne discutiamo, voglio sentire la vostra. Come si fa a difendere la D'Urso, Lidia? Matteo, cosa dice? Buongiorno, il Friuli conta più del Veneto, altro schiaffo all'autonomia, può essere che ci sia lo zampino della Lega Lombarda, spesso in combutta con quella veneta, tutt'altro in lotta con quella veneta. Matteo, almeno credo che sia questo il senso di quello che dici tu. Si sono offesi perché ho detto che il Veneto è battuto anche dal Friuli Venezia Giulia. Giancarlo lo sottolineava nella pagina del pezzo che ho fatto ieri per riepilogare un po' i sottosegretari e fare una prima analisi, ma è così, cioè con dimensioni differenti. Di fatto il Friuli Venezia
Venezia Giulia ha un sottosegretario e un ministro con il portafoglio, mentre il Veneto certo ha il ministro dell'economia, lo sappiamo molto bene, quindi non è una cosa da poco, ma è la Lega che viene in questo ridimensionata, e partiamo appunto da questa analisi. Ora ne discutiamo. Intanto il Gazzettino parla di divieti, linea dura fino a Pasqua. Il Corriere del Veneto, vaccini, Zaia chiede la dose unica, quello che vi dicevo poco fa. Corriere, i Corriere Nazionali, i divieti restano fino a Pasqua, e guarda un po'. Repubblica, sottosegretari, il blitz di Draghi, e adesso vediamo che cosa si tratta. Dunque, 0 sottosegretari al Veneto, 1 al Friuli Venezia Giulia. Il Partito Democratico non porta a casa niente, va bene, su 6 sottosegretari totali a 5 donne, che era l'unica priorità in questo momento dopo la figuraccia fatta qualche giorno fa. Teresa, bravo, Avarino, siamo alla frutta, parla di questo perché non c'è altro da dire. Gabriele, buongiorno, ci sono, grande. Franco, non è vero che Friuli sia più rappresentato, siamo entrambi nella M. No, dico semplicemente nel campo di forza di due, delle dimensioni e dello strapotere, diciamo, leghista, il Veneto ha, ed ecco qui quello che volevamo dire insieme, un solo ministro, Erika Stefani, che dall'autonomia del Conte 1 passa alla disabilità, tema importantissimo, per il quale ovviamente è speso lo stesso Salvini, che ha sempre fortemente voluto il Ministero della Disabilità, però un ministero senza portafoglio, però la pubblica amministrazione di Brunetta, poi c'è D'Inca che ha i rapporti col Parlamento, altro ministero senza portafoglio, cioè la Lega che in Veneto fa il 77%, amici miei, la Lega dello Zaiastan, che forse allora infastidisce Salvini ancora una volta, queste cose le dobbiamo dire, no? Poi vedremo se qualcuno si arrabbia, ma le analisi ce le dobbiamo dire e fare, cioè la Lega che fa il 77% quasi con Zaia in Veneto, ha il ministro della disabilità e basta, cioè sottosegretari non ce ne sono, questo bisogna sottolinearlo in qualche maniera. Cosa dice Fulvio? Formula vincente non si cambia, si chiude per aprire domani, che tentativo siamo? Eh sì, si va avanti così. Toninelli ha votato sì a Draghi, naturalmente giustifica che dovrà conquistare ogni giorno la sua fiducia, tradotto sono contrario, ma con il cacchio votavo no, mica volevo essere espulso. Buongiorno Paolo, anche a te. Gabriele, la Lega che esulta, la sottosegretaria che gestirà i soldi europei. Ma sì, ma il tema è che per esempio il Friuli Venezia Giulia un sottosegretario ce l'ha, ormai per qualsiasi cosa dici sei attaccato, mi ricorda la canzone delle pietre, qualunque cosa fai pietre in faccia riceverai, ma è normale Aldo, se siamo qui discutiamo delle cose, diciamo anche alcuni aspetti che possono dare fastidio, come del PD, come della Lega in questo momento, ma noi ce ne freghiamo, caro Aldo, e andiamo avanti, ci diciamo le nostre cose, altrimenti che lettura diamo di quello che sta succedendo insieme? Quindi il Veneto succede così, Lega senza un sottosegretario e ha solo il ministro della disabilità. Il Partito Democratico raso al suolo, cioè questa è la considerazione che il PD romano ha del PD del Veneto. Certo, non avete manco messo il candidato contro Zaia perché era un certo Arturo Lorenzoni che del PD non è, va bene, quindi dai 3 sottosegretari che avevano nel PD con il governo Conte 2, Martella, Baretta e Achille Variati, zero, e così anche in Friuli Venezia Giulia. Voi dite chi se ne frega del Partito Democratico? Certo, ma è una questione anche di rappresentanza territoriale. Comunque il Friuli Venezia Giulia va un po' meglio, diciamo, la partita, se non quella dei ministeri, ovvio, ma quella dei sottosegretari, perché torna a fare il sottosegretario come nel Conte 1, Vanni Agavalo fa la transizione ecologica, ex sindaco di Sacile. Buongiorno, un paese di Bolzano, il personale di un RSA vaccinati tutti a casa ammalati sono dovuti ricorrere ai Novax per gestire i turni. Gaetana, questo è successo anche con gli insegnanti, vedrai che ora succederà in qualche maniera anche qui in Friuli Venezia Giulia. Oggi sono a Trieste perché stasera c'è Ring su Tele 4, cioè arriva quella febbriciattola che dura un paio di giorni, quel che l'è, e così almeno abbiamo visto e capito e da tutti, anche ascoltando le interviste a questi professori. Quindi sta col vaccino a uno degli effetti collaterali, definiamoli così. Domanda: per che motivo non sono stati scelti i rappresentanti in Veneto? Chi ha avuto questo potere? Silvia, ci sono 4 ministri, ci risponderanno per quanto riguarda il Veneto, poi bisogna vedere il peso, ma sta Italia dei Valori di Di Pietro, i 5 Stelle esodati confluiranno là, e Paragone state sicuri che sta con l'Italexit, è probabile un futuro unione in effetti con questi, però c'è un tema che riguarda i 5 Stelle che è meraviglioso, adesso vi raccontiamo.
Per quanto riguarda ieri, appunto, questa riunione per i sottosegretari è stata ad altissima tensione, tant'è che a un certo punto Draghi ha dovuto sospendere per un bel po' e dire: oh, vi mettete d'accordo, altrimenti decido io. Uno di sicuro l'ha deciso lui, insieme ad altre ispirazioni, definiamo così, che è quello del ruolo di Franco Gabrielli, attuale già prefetto, capo della polizia, uomo forte dello Stato, e che quindi passa da essere capo della polizia ad avere la delega per Palazzo Chigi e i servizi segreti. Quindi qui si risponde a una delle osservazioni che voleva Renzi. Allora, alla fin fine si vede una differenza tra Draghi e il Conte 2, perché se si teneva la delega ai servizi, se sul MES non decideva, se sulle restrizioni siamo punto a capo, qual è la differenza rispetto al governo di prima? E se lo domanda, mi pare la verità, oggi bastava Conte, una cosa del genere, per tenere tutto chiuso bastava Conte, no? Con questa polemica. Bene, sui servizi segreti decide, sarà Franco Gabrielli, con un ruolo differente per di più, sarà anche il capo della sicurezza italiana. Allora, che cos'è questo? In qualche maniera è una restrizione, mi veniva da dire, ormai siamo come i positivi, termini che non possiamo più utilizzare. È un modo per limitare il potere del ministro Lamorgese? Siccome c'è forte preoccupazione per eventuali disordini nel nostro paese, perché c'è una tensione molto forte, si individua questa nuova figura per Franco Gabrielli, che oltre ad avere la delega ai servizi segreti ha anche quella alla sicurezza del nostro paese. Zingaretti ormai di fatto esautorato, a Roma per qualsiasi partito il Veneto non conta, anzi dà fastidio. Anche per Milano? Perché fanno terrorismo mediatico? Non c'è nessuna pandemia o epidemia. Dai Giuseppe, però su questo Pippo è vero che ti avevo inviato un articolo, non l'ho ancora letto, ti chiedo scusa ma lo faccio, sui numeri. È vero anche che parlano di un disastro pazzesco che non c'è nei numeri, su questo sono d'accordo con te Giuseppe. Oggi vedremo quali sono i contagi influenza giù in Veneto, ma non c'è quella bomba che dicevano nell'arco di pochi giorni, tranne magari in alcune limitate zone, dove, per dire, Brescia 900 contagi solo a Brescia, però parliamo di una provincia di 1 milione di abitanti, dobbiamo anche ricordarci questo. Il problema sono le ospedalizzazioni. Ciao Walter Grande. Paola, visto che a Roma non vogliono avere a che fare con il Veneto, approfittiamone e pretendiamo l'autonomia. Sì, perché secondo te questo governo porta avanti l'autonomia? Magari. Allora, 11 sottosegretari al Movimento 5 Stelle, 9 alla Lega, 6 a PD e Forza Italia, 2 Italia Viva, 1 a Centro Democratico, Tabacci, 1 a Leu, 1 a Più Europa e poi 1 a Noi con l'Italia. Ieri appunto il ministro Patuanelli pareva che contestasse il suo sottosegretario, che è Gianmarco Centinaio, che era stato già ministro nel Conte 1 proprio dell'agricoltura, mi pare, no? Del turismo, come erano tutte insieme, mi pare, le deleghe. Poi il PD contro Molteni della Lega, che fa il sottosegretario interni. Ma come Molteni, il padre dei decreti sicurezza, voi lo mettete nel governo Draghi proprio all'interno? Insomma, tutti questi veti incrociati, dei quali poi alla fin fine c'è sicuramente un'osservazione. Moulet, che è uomo di comunicazione di Forza Italia, l'uomo delle aziende di Berlusconi, eccetera, veniva messo sottosegretario editoria. Su questo si sono impuntati alcuni altri partiti, ovviamente, e alla fin fine è andato a fare il sottosegretario alla difesa. Insomma, questo è un po' il quadro, ma la preoccupazione più che altro è un po' il segnale che arriva alla Lega del Veneto, il segnale che arriva a questi territori, il segnale già chiaro abbastanza da tempo che è del PD del Veneto. L'iniezione unica, io sono perfettamente d'accordo a fare un'iniezione unica, non sono un virologo, non me ne occupo, non so nulla, non ne capisco molto, ma perché dobbiamo tenere le dosi in magazzino e in frigo, tenere la stragrande maggioranza delle AstraZeneca ferme, sperare che arrivi Johnson Johnson, il Reitera e tutto il resto, e ancora siamo qui impiccati ad aspettare che si velocizzi, si possa tornare a una vita normale, senza parlare ancora di queste restrizioni fino a Pasqua. E ieri l'appello è arrivato anche da Zaia, dal Veneto. Intanto con una dose abbiamo vaccinato il 6% della popolazione, ci ha raggiunto perfino la Francia, che era partita tardissimo e lentissima, ma siamo arrivati al 6% della popolazione con una dose. Perché non andare avanti con questo, se ci aiuta a tornare alla normalità prima? Non si parla più di sbarchi, Davide, hai ragione.
c'è un'inchiesta molto importante in Friuli Venezia Giulia che stiamo seguendo a Trieste, con addirittura l'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione con questa, insomma ne abbiamo parlato, con linea d'ombra, e ci sono gli indagati, una di queste onlus che dava da mangiare in piazza, ricorderete, l'abbiamo seguita proprio in diretta più volte, è un'inchiesta pesante, ma non si indaga la solidarietà, ha detto il procuratore. La conferma dei colori si sposta adesso il lunedì, sì, l'abbiamo detto ieri, Antonella. Alessandro domanda: tenete più alla salute oppure all'economia? È brutto fare questa domanda alla fin fine, Alessandro, cioè che è esattamente il dibattito con il quale ci muoviamo da un anno. È vero, anch'io per una puntura unica, vedi Antonella, ho un altro quesito importantissimo poi che devo farvi invece più tardi. Siamo sempre un popolo di risparmiatori in tutti i sensi, purtroppo. Gabriele, per fare effetto alla vaccinazione del cane devono avere 3 richiami, per noi è uguale, senza la seconda dose il vaccino non è attivo. Il vaccino russo sbarca a San Marino. Antonella, anche questo l'abbiamo detto ieri con le 7.000 dosi arrivate. Allora, però segnalatemi alcune altre notizie che ovviamente magari perdo, e poi se è meglio fare la Varino alle 10:30 o a mezzogiorno e mezzo, qual è secondo voi l'orario migliore, così ci mettiamo d'accordo un po' tutti. Allora, intanto sull'inchiesta per quanto riguarda le mascherine, il peso da 1,2 miliardi di acquisti, tutti gli intermediari, c'è un arresto, sono indagati, sono interdetti molti altri, tra cui anche il giornalista del quale si è parlato molto in queste settimane. C'è l'interdittiva per questi, c'è un arresto nell'inchiesta, estrema spregiudicatezza, scrivono i giudici, nello schermare l'illecita provenienza dei flussi finanziari. E così questa inchiesta va avanti, e allora verrebbe ridimensionato di molto anche il ruolo di Arcuri, che con questo giornalista aveva più di 1.000 telefonate, lo sapete, ma non grandi, come si chiama, non grandi rapporti, mi pare che avesse specificato, no? Nonostante queste telefonate, e potrebbe diventare, ridimensionato Arcuri, Remuzzi il riferimento di Mario Draghi, che è persona seria, posata e ragionevole, e quindi il Fauci italiano diventare riferimento per Mario Draghi, appunto Remuzzi. Non vi ho detto che tra i sottosegretari c'è un tale Sibilia che diceva vaffa a Draghi, che lo insultava, che chiedeva di arrestarlo. Tutti post, lo spiega in un piccolissimo riquadro oggi il Corriere, tutti i post spariti, perché Sibilia del Movimento 5 Stelle, così ne abbiamo anche per il Movimento 5 Stelle, ha cancellato tutti i post contro Draghi, di cui oggi praticamente fa il sottosegretario. Allora, per quanto riguarda il Covid del Veneto, i medici di base a Treviso, 3 su 4, si stanno rifiutando, l'ha fatto sapere appunto il sindacato, di fare il vaccino alla popolazione. E questo è un problema serio, perché se noi dobbiamo velocizzare, arrivare ai 50.000 vaccini al giorno in Veneto, come ha detto Zaia, è perché servono appunto almeno 30-35.000 da parte dei medici di base. Se si rifiutano è un grosso problema. Dice Brunello Gori che non hanno ascoltato, presidente appunto del FIMS di Treviso, nulla delle loro richieste. Intanto però si discute di 6 euro a inoculazione, quindi il medico di base guadagna 6 euro per ogni vaccino che fa, e non hanno nemmeno dato i soldi, dicono, dei famosi tamponi, cioè i medici di base con l'accordo nazionale, poi locale, eccetera, fanno i tamponi, 18 euro se lo fai nel tuo studio, 12 euro se lo vai a fare in una struttura magari studiata, trovata dalla protezione civile e via dicendo, e quei soldi non sono mai arrivati ai medici di base, dice Brunello Gorini. Io credo che non sia adesso il momento per fare per sollevare questioni di questo tipo, perché l'emergenza assoluta è ritornare alla normalità. E guardate, io credo che tutti noi condividiamo un fatto: chi se ne frega, volete fare il vaccino, ve lo fate, non lo volete fare, non ve lo fate. Ma il problema è che abbiamo bisogno che si facciano rapidamente i vaccini per la stragrande maggioranza che lo vorrà fare, per tornare alla normalità, perché davvero ormai siamo arrivati a non poterne più. Intanto sono andato a vedermi, non ho trovato la precisa dichiarazione di Crisanti quando si discuteva di che cosa fare e se fare una sola dose. Ve lo ricordate? Crisanti, che aveva detto no, il vaccino se non è sicuro non lo faccio, poi l'ha fatto, eccetera, eccetera. Alla fine cosa dice? Una seconda dose da saltare, non sia mai
aveva detto qualcosa del tipo: non scherziamo, sono cose serie, bisogna rispettare le regole. Bene, chi sta facendo una sola dose ottiene risultati molto più rapidamente, questo è ovvio, rispetto a noi, visto che andiamo anche verso la bella stagione, rispetto a noi che teniamo i vaccini in magazzino e aspettiamo per quei magazzini di arrivare a fare il richiamo perché gli altri non arrivano. Ma intanto AstraZeneca conferma quante sono entro giugno 25 milioni di dosi promesse e noi ancora aspettiamo, vedremo. Zaia vi ho detto che propone ancora la dose unica. Intanto ci sono stati 1421 eventi e c'è una lettura interessante su questo, 1421 eventi di contagio a scuola, quindi non è una persona contagiata, può essere anche più di qualcuno nello stesso luogo, ma 1421 eventi a scuola e in 2 mesi, soprattutto le materne, coinvolto il personale, anche più personale, perché bisogna ovviamente adesso arginare tutto questo problema, ma in 2 mesi 1702 contagi a scuola e 21.540 quarantene, 257 i docenti e 1.651 quarantene, insomma circa poco più di 20.000 persone per questo problema dei contagi a scuola. Cosa dice Aldo? Alle 10.30 o alle 12.30? Ma io finisco a mezzanotte tutti i giorni, ragazzi, comunque vabbè, ce la farò, anche se sono meno lucido, Aldo. Lavarino tutti i giorni alle 10.30, vabbè. Ah, alle 12.30 c'è Zaia, hai ragione Antonella, giustissimo, come mi viene in mente. Davide, Arcuri è innocente come io alle stigmat, fantastico Davide. Walter, Avarino, se il medico di base muore non gli riconoscono l'infortunio, ti pare giusto? Questa è l'Italia. Guarda che il ruolo anche dei medici di base, che è fondamentale e per il quale si pagano tutto e se manca un giorno, guarda, su questo siamo d'accordo. Una maggiore attenzione a questo momento, però è chiaro che ce lo aspettiamo un po' tutti. Altro anno con il turismo in ginocchio, pare anche quest'anno zero navi turistiche a Venezia. Certo, in Friuli Giulia è lo stesso problema, la fascia tra i 56 e i 79 anni. Quando, Franco, lo chiedi sempre, ma secondo te si sa che ancora stiamo aspettando di capire se arrivano tutti e come previsto i vaccini e quindi mantenere il presidio del piano vaccinazioni? Arcuri purtroppo è coperto da speranza, dicono. Ma allora, in questa conferenza stampa di ieri però un dato non è sfuggito, che da Zaia c'erano un dirigente ovviamente medico per quanto riguarda il settore scuola e la Palumbo che è la direttrice dell'istituto scolastico del Veneto, ma non c'era l'assessore Donazzan. Io non so se voi l'avete notato, è una scelta precisa. Adesso non voglio essere lì un po' a pensare troppo, ovviamente vedere la dietrologia, ma francamente è strano che non ci fosse l'assessore all'istruzione della regione del Veneto. Non so se sia legato alle scaramucce, agli episodi del passato, una sorta di tensione tra Lega e Fratelli d'Italia, in particolar modo tra Zaia e l'assessore che canta faccetta nera, però non c'è la Donazzan, ma ci sono appunto dei dirigenti a parlare del mondo della scuola. Politicamente, secondo me, è una cosa da sottolineare. Di Maio parla di un Movimento 5 Stelle che è una forza moderata, non più antisistema e anti-europeista, quindi ormai la rivoluzione è compiuta, mentre Conte diventa probabilmente il leader, ma c'è un problema con le espulsioni. Ecco quello che vi volevo dire, cioè probabilmente, lo dice un tribunale di Cagliari interpellato da alcuni avvocati, un giudice interpellato da alcuni avvocati che dicono che siccome la carica dell'autoreggente, come si chiama, Vito Crimi, il reggente Crimi, è di fatto decaduta, sono stati espulsi da chi? Questi grillini. Da chi? L'Alvise Maniero che tira pacco a ringa 5 minuti prima dell'inizio. Da chi è stato espulso? Gli altri grillini che sono Raduzzi a rischio, la Spessotto ancora del Veneto, gli altri Morra, questi qui. Da chi sono stati espulsi? Che in realtà non c'è un reggente perché quella carica è decaduta finché non c'è il direttivo, il direttorio come si chiama, e quindi dice... Questi avvocati interpretano quanto dice il giudice di Cagliari, fondamentalmente sono stati espulsi da un fantasma quanto di più simile, diciamo, alla leadership di Vito Crimi. L'ultima cosa, elezioni in Friuli Giulia probabilmente il 23 maggio. Questo è un dato che è emerso anche dall'intervista ieri per Paolo Roberti, che stasera sarà a Ring insieme a molti altri. Vi saluto, vi dico, fatemi sapere. Lavarino alle 10.30 o alle 12.30? No, perché c'è Zaia, magari all'1, ditemi voi. E poi stasera noi avremo molti temi ovviamente su questi aspetti, anche legato alle nuove chiusure delle quali stiamo parlando. Bledi, buongiorno, sei arrivato in ritardo. Poi invece
sul sito ferdinandovarino.it trovate un paio di articoli, uno di questi di Barbara Fiori, Happiness Coach, leggetelo, ogni tanto ci dà la forza di vivere, la gioia di vivere, la felicità, ne abbiamo bisogno in questo momento. La Barbara Fiori è una nuova collaboratrice del sito ferdinandovarino.it e ci aiuta ad essere un po' più allegri anche in questo momento terribile. Mannaggia a voi, volete alle 10:30, alle 13 perfetto direi. Max, grazie, perché insomma tutte le sere per me si finisce tardi. Ciao, un abbraccio, continuiamo con il nostro sondaggio, ci vediamo sul sito ferdinandovarino.it. Ciao Franco.